Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo qui su PS per continuare la stagione, la Master con le Leggendes. Ho messo come trequartista Bonaventura, che Gullit l'ha messo veramente male. E niente raga, la Lecce bisogna vincerla assolutamente e abbiamo Leao al posto di Sherry, anche lui non molto in forma. Comunque Gullit penso che lo sposterò a centrocampo, adesso vediamo. Il rumore del pubblico rispecchia il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata. Una cosa che vorrei fare è diciamo fare almeno un acquisto a gennaio proprio come trequartista, visto che Gullit proprio non sta rendendo, e portare a Milano da Riccardino Kakà. Sinceramente sarebbe bello vedere proprio il Milan devastante con Riccardino. Abbiamo veramente tante difficoltà. Uragano Franklin. Il Milan ha la migliore difesa del campionato secondo me. Sì, però siamo 150esimi. Cafu. Col peggior attacco. Rijkaard. Van Basten. No. Niente da fare, ha perso una buona occasione. Marco non la prende, purtroppo. Scodella in avanti. Maldini. Paquetá. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Ottima azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Ciao, niente da fare. Però Cafu la mette in mezzo. Ci mette una pezza. Ancora Cafu. Leao. Rijkaard. Gol! Van Basten! Marco Van Basten! 1-0. Era al posto giusto e Van Basten la mette. La difesa ha pasticciato e lui li ha puniti. Gol di rapina qua. Guardiamo ancora Cafu di testa, bravissimo. Leao. Rijkaard prova il tiro e sul tapis. Marco Van Basten. 1-0 Milan. E vaffanculo. Punteggio di 1-0. Prova il filtrante. Piontek. Bello, passato di Piontek eccitante proprio. Ma no, raga, comunque colpo è, vendiamo Suso e prendiamo Riccardino. Lasciatemi ragazzi, ho troppo bisogno di vedere anche Riccardino col Milan. La vittoria nelle loro mani, aspettano solo il fischio dell'arbitro. Però vendiamo Suso così almeno equilibriamo, perché non c'è paragone, però comunque abbiamo una riserva in meno che potevamo avere. Vai Rijkaard, ormai è finita. Rijkaard prova lancio per Suso. È un grande riflesso qui. Di Suso, centralissimo. L'intervento del portiere. È incredibile che ci sia 3 punti d'oro ragazzi, 3 punti d'oro. Raga, Milan Brescia, due squadre che si amano, gemellaggio, e sinceramente con un Tonali, un Pirlo, un Gheorghe Hagi e Roberto Baggio questa partita me la voglio vedere tutta. Per me è un big match. Un Brescia troppo affascinante. E vediamo un po'. 3 punti non te li abbiamo fatti, già questo è fondamentale. Piove. Come diceva quell'adagio, la pioggia non può cadere per sempre. Mamma mia ragazzi, c'è Caressa, la cosa più inutile del Big Bang, dopo il Big Bang. Diamo l'ultima chance a Gullit a trequartista, voglio provare. Comunque messo in vendita Suso, voglio provare, sto provando a prendere Kakà. Poi così arriva a gennaio, attenzione Gullit. Ultima chance per Rud a trequartista. Roby Baggio. Buon recupero, anche se fa paura solo a vederlo Roby. Nel calcio di oggi ormai tutti gli allenatori chiedono questo tipo di sacrificio agli attaccanti. Ottimo il fraseggio. Sto Brescia fa paura. Perde il duello fisico. Bravo Cafu, Marcos, Evangelista. Poi Cafu la spalla la comincio a sentire già un po' più fluida comunque. Uragano Franklin. 5 partite in casa, un dato che sicuramente rassicura il suo difeso. Rijkaard la mette in mezzo. Paquetá la gestisce bene perché sì. Ancora per Cafu, comincia le sgroppate cafuniane. Sceva! Mamma mia. Fuori di poco, sfortunati qui. Ci è andato molto vicino. Un'ottima conclusione. Peccato. Dai ragazzi. Balesone. Roberto Baggio. Attenzione a Roby, mamma mia Roby inventa. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Tonali. Donnarumma. Hernandez.
Il Milan ha Rijkaard. vinto di misura Che sì. nell'ultima partita, una vittoria sofferta e quel che Van conta Basten, però sono Sheva. i 3 punti. Sheva, Gullit. E Gullit la perde, ma perché? Paolone. Prova la Grande giocata nello Paolone. spazio. Sheva, Gullit, Palla a bellissima questa Shevchenko. azione. E Cerca Sheva di la dà passare Rijkaard, questa è un'azione sublime dei Attenzione, rossoneri. prova di Rijkaard! un grande Non ci credo. riflesso qui. Ci mette una pezza. Hernandez. No, non era per... Scodella in avanti. Era per Paquetá, ma va bene lo stesso. Baggio, bellissimo per Donnarumma. Agi, Grande prova di forza. Agi, non la toglie ad Agi. Il punteggio iniziale è immutato. 0-0. Si Attenzione libera la Agi, grande. bellissimo Agi. Grande movimento nello spazio. Mette la palla dentro. Donnarumma. Roby. Con la testa. Ancora Donnarumma, ragazzi. Ottima Donnarumma è il parata nostro del portiere. fenomeno in porta, le sta Non parando parata semplice. veramente tutte. Che sì. L'appoggio sulla fascia. Vai Rijkaard, è molto scoperto a Arriva dalla destra tre quarti Rijkaard. avversaria. Rijkaard. Cafu. Cerca il Sheva. compagno in aria. La butta via e fa respirare la difesa. Prova Roby il filtrante. Baggio, ma c'è Baresi. Ma c'è Baresi. Intercetta e Che la sbroglia perde in situazione maniera che si faceva ignobile. molto pericolosa. Non ci credo. Se ne va. Roberto Ma manco Baggio mai. si fa beccare oltre la linea dei difensori. È partito una frazione di secondo in anticipo, Donnarumma. rendendo vano il magnifico tocco del compagno. Che sì. Rijkaard. Per Cafu, veramente Cafu. sta tornando il Cafu della Supercoppa. Cafu. Prova Cafu a di destra pressione veramente avanti. sempre libero, ragazzi. Continua A ad destra è avanzare sempre verso libero. l'area. Cafu, ti prego, crossala La bene. gioca in Gullit. mezzo. Prova a Gullit! tirare. Non ci credo, ha fatto una grande cosa e poi Pallone si mangia fuori qualcosa. davvero di pochissimo, gran peccato. Davvero di poco. Qui la palla ha proprio sfiorato Vediamo. lo specchio della porta. Guarda cosa aveva fatto Gullit. Stiamo sprecando tanto. Bravo Rijkaard, bisogna sfruttare la parte Cerca destra. un compagno. Andrei, bravo, Sheva, Van Basten, ancora Cerca Gullit spazio. per Rijkaard, stiamo giocando un buon calcio. Sulla fascia, è Rijkaard. libero. La gioca in aria. Sheva, Van Basten, Trova il no, compagno, troppo, che è la conclusione. non ci Ottimo disimpegno, fondamentale. no, sfruttare i turni in casa. Che sì. Prova Che la sì, giocata per nello Paquetá, spazio. attenzione, C'è spazio per calciare. Paquetá, La mette Andri. dentro. Spazza via. Primo tempo 0-0, ma E arriva quanta il fischio sfortuna. finale di questa prima frazione di gioco. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Proviamo così. Beh, finale di tempo è stato impressionante. È vero che il fischio dell'arbitro ha interrotto il loro slancio, ma se continuano così Proviamo possono Paquetá, portarsi a casa la trequartista. vittoria. Nessuno ha trovato il gol, si chiude 0-0 al primo tempo. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. Che sbobba, è appena Il cominciata. Milan ha giocato meglio nel complesso, Sì, fornendo però- una prestazione senza dubbio positiva nella prima metà della gara. C'è anche da dire però che hanno sprecato troppo, non sono Subisce fallo, Fallo di guadagna calcio Paquetá. di punizione. Cerchiamo di non... Ecco, ammonito, da trequartista Paquetá subito ammonito, perfetto. Ecco Agi. Agi fa un gran numero, Attenzione al tiro. ma c'è sempre Donnarumma. Sicuramente poteva trovare soluzioni più efficaci. Ce la regala a Pirlo, non so perché. Baresi. Intervento Ma scomodo, dai, ma non puoi fischiarmi sto sanzionato fallo, dall'arbitro. però. Pirlo, attenzione alla maledetta. Tremolada. Non c'era De spazio. Sena. Pirlo. Bravo Van Basten, bravo Buono Marco. questo tentativo Marco sulla se ne va. fascia sinistra. Marco se ne va. Sheva. Passaggio, veramente non so Cercano di chi. rilanciare l'azione dalle retrovie. Il Tudo mi ha considerato passaggi facili, Gioca una palla è una lunga. parola. Agi. Bella Agi, serie di c'è il nostro passaggi. Gheorghe Agi, Trova il filtrante. direttamente dallo zoccolo E duro. passa. Baggio, È in ottima posizione. bravissimo Cafu. Si salva la difesa, ragazzi, che Gullit. Van, cerca un Van compagno. Basten per Scevino. Cerca spazio. Van Basten, bellissimo per Sheva. Sheva, Shevchenko. Sheva. La toglie dalla porta. Che sì, gol. Ci prova. Ce l'hanno fatta. Francuzzo la Arriva così mette. il gol del vantaggio.
Il portiere è stato bravo sulla prima Bravo conclusione, ma non ha Francuzzo. potuto nulla sulla seconda. L'errore del portiere pesa sempre più degli altri, perché mina anche la sicurezza della E difesa bravo che è davanti. Francuzzo. E meno male che Sì, apre Francuzzo il conto c'è. dei gol per questa stagione. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. Sono in svantaggio, Bravo ma c'è Baresi. ancora tempo per ribaltare Paolone la d'oro. situazione e Ah, rimontare il gol di peccato. scarto. Ma Scevra recupera no. È davvero una bella serie di passaggi questa. Baggio. Gullit. Prova a passare con un pallone Sbaglia profondo. Gullit. Inizio di stagione è difficile per Gullit, deve svegliarsi, è Rud. Quali sono le tue considerazioni, Luca? Sì, è Occhio, vero che stanno poi vincendo per 1-0, ma Allora. non possono stare tranquilli, c'è ancora tanto tempo. Ora il loro primo pensiero deve essere difendere il vantaggio fino alla Dai, fine, care ovviamente, distrutto. ma devono fare attenzione a non chiudersi troppo in difesa. Mettiamo Krunic, che sia anche... Mettiamo Biglia. Togliamo Van Bosten e mettiamo Rafael Leao. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio Attacco di veloce. tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Dai, Donnarumma, rinvio beffardo di Donnarumma. Spizzata di qualcuno e gol. Dai. Hernandez. Di forza. Messa a Brescia. Oh. Maldini non riesce a prenderla, ma la prende Hernandez. Troppo lunga per Leao. Prova la giocata nello spazio. Attenzione a Sabelli. Ha spazio sulla fascia. Fallo, mi regalo il vantaggio Baggio. Traversone, Baggio, basso. gol. Mamma mia, Devono cosa ha pareggiare salvato e Cafu. fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. 88esimo. Biglia. Vai Gullit. Cerca spazio. Leao. Gullit. Leao per Gullit. Prova il filtrante. Vado io qua. Allontana il Dai, stiamo pericolo. giocando. Ha ammonito Paolone, ma dai, ma Di gara. ridicolo. Ha lasciato che l'azione seguisse il suo corso, ma ora arriva puntuale la munizione. Sembra il Milan di Capello del 94. 34 gol fatti Biglia. e 11 subiti. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Vuole la profondità. No, Roberto Baggio. no, adesso, Scatta no, verso il adesso. pallone. Si libera la Baggio. grande. Baggio fa il Può numero. concludere. Ed è il Ha gol del Brescia. segnato. Incredibile. Hanno trovato il pareggio quando tutto sembrava perduto. Morosi. Grande azione, tutta la squadra si è mossa perfettamente, con i tempi giusti. Ha Gol sfruttato da nella maniera deficienti migliore questo proprio. contropiede. All'86esimo, Dio santo. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Biglia, appena entrato. E l'arbitro assegna un Fallo. calcio di punizione interessante. Questo pareggio è pesantissimo. Proviamo a accorciare un po' la classifica ancora. Biglia Biglia, Paquetà. la mette sulla sinistra. Attenzione, Hernandez. Prova il cross. Leao di testa, ma non salta neanche. Roberto Baggio. La mette sulla sinistra. Vaffanculo, È 1-1. tutto. Classifiche le vediamo a fine Fischia video. la fine della gara. Unico. Raga, siamo contro la Viola, altro big match con Toldo, Socrate, Suri Costa, Battistuta, non possiamo non vederlo, cambiamo la maglia, però andiamo con la bianca. Comunque non posso mettere i gol a centrocampo, troppo scarso, impossibile. Attenzione, Rijkaard è finito. Mettiamo Jack. Sceva è stanco. E mettiamo Christoph. Anche Maldini. Adesso sarà dura oggi, Purtroppo devo fare turnover proprio. Manca un destro comunque. Dobbiamo fare turnover proprio. Mettiamo Calabria, scusa. Calabria. Infatti pareva strano. E qua mettiamo Caldara. Non sarà facile, ma dobbiamo forza fare turnover. Si va a Firenze. La Battistuta è uguale, cazzo, mamma mia. Oggi big match.
comunque devo ancora perdere 3 vittorie e 8 pareggi. Pareggite acute per il Milan, però non ho ancora perso. Adesso perdiamo 3-0, adesso vedrai. Diluvio a Firenze. Salve e un cordiale benvenuto a tutti. La pioggia qui cade ininterrottamente ormai da ore. Noi, così come il Vai. pubblico, non possiamo far altro che restarcene seduti ad aspettare il verdetto dei giudici di gara. Proprio ora stanno discutendo per determinare se il match può essere giocato. Ma cosa dice? Le condizioni del terreno non sembrano ideali a giudicare da qui, ma Dai. attendiamo fiduciosi No, la e voglio una decisione vittoria con ufficiale, più di un gol di mentre le scarto, squadre si porca preparano. miseria. Oggi sarà anche dura, che è una squadra decimata, però... E questa è una struttura a dir poco superlativa, una cornice perfetta per partite come queste. Lirola, Benassi, Partita già in corso. Socrates, Paquetá, Intervento al limite. Gullit. Non mi è sembrato regolare. Ecco Boateng. La Fiorentina prende subito il possesso della sfera. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Cioè Gullit perde addirittura 9 di parametro, da 90 va a 81, cioè non posso mettere al centrocampo. Poi Gullit è sempre stato attaccante barra trequartista, cioè Da lì può segnare. Calabria. Marcolino, Hanno già riconquistato palla. Cerca bravo un Van compagno. Basten, Palla per nello un spazio, puntione attenzione. Ottimo disimpegno, la spazza via. Beh, Gambardino siamo messi malissimo, rischiamo l'esonero. Piontek, Gullit, Prova a passare con un pallone profondo. Jack. Cerca l'uomo là davanti. Le dura Beppe, le dura, Bati, La Fiorentina costringe l'avversario al fallo. fallo su Batistuta. Batistuta è leggermente difficile da marcare. Ammonito Caldara. Finora sta giocando molto meglio la Ottimo Viola, passaggio, Batistuta. Mamma mia, bravo Dolla. Dopo fa un regalo di Cerca la Costa. profondità. Tocco preciso. Aia, Se ne Biraghi. va. Parata di Donnarumma. Bravi ragazzi. No, Gullit muovite. Che sì. Che sì, la gioca a sinistra. Van Basten. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Si ferma qui la Bati gol, sta giocando molto meglio la Fiorentina. Boateng. Boateng. Socrates. Domina la Fiorentina Benassi per il sul momento. pallone. Prova la soluzione in fascia. Si libera Lirola. grande. Boateng, Riceve un pallone Boateng. interessante. Colpisce il pallone. Oh, Gabriel la Centrato Batistuta, Fiorentina. porta in vantaggio la Fiorentina. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa Il Frank palla. L'autore esplode. del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Si è fatto trovare pronto, ha intuito che il portiere non Si vede sarebbe leggermente che riuscito a manca trattenere il pallone. Baresi e Maldini. Ma non posso metterli sempre, se no crepano. Realizza il quarto gol stagionale Boateng. e il risultato si sblocca 1-0. Mamma mia, prendiamo la Chi scoppola. altro Quella per la prima poteva sconfitta, l'ho sbloccare il detto io. risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Boateng Tutta la show. conclusione. Ci va di lusso, ci Sarebbe va di stato lusso. davvero un gol bellissimo, peccato. Che peccato, si era mosso bene per trovare la posizione da cui tirare, Donnarumma. ma non è riuscito a buttarla Rinvio dentro. sbaglio. Che partita E meravigliosa. sarà rimessa con le mani. Paquetá. Scusate. Van Basten per Paquetá. Paquetà. Lucas riesce ad allontanare. E Stiamo inserì. giocando La gioca male, in profondità. male. Si libera la grande. Boateng. Paquetá recupera un buon pallone. Bonaventura. Jack. Non è Si ricomincia dal non è portiere. che difficile. Lancio lungo del portiere. Situazione spinosa. Calabria. Il suo intervento è stato Troppi provvidenziale. cambi forse. Cerca Attenzione spazio. Van Basten. C'è la palla filtrante. Marco. E trova Marco. bene il compagno. Ha provato il passaggio, addirittura Toldo la para. E salva il calcio d'angolo. C'è la palla lunga in avanti. Ora Batistuta la mette sulla sinistra. Romagnoli sicuramente non è Baresi e Maldini, però qualcosa la fa, povero uomo. Che sì, finisce il primo tempo che si conclude disastroso. dunque qui. Finiscono così 45 minuti di calcio. La prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Devono Abbiamo Gullit continuare a seconda credere in se punta. stessi, insistere nel loro modo di giocare, Però così mi possono convince ribaltare poco. la situazione. Piontek mi ha deluso. Vai. Bisogna provarle tutte, raga. Non c'è alternativa.
Vai. E iniziano i secondi 45 Attacco di peso con Van Basten e Gullit. Il Milan ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente Suso. affrontare questo secondo tempo con un approccio Gullit. completamente diverso e prendere Parata in di mano la Toldo. partita fin dal primo minuto della ripresa. Rui Costa. Eiseri. Dai, che bravo Jack. Jack gioca bene comunque. Si lancia in Jack un'azione di cuori personale sulla gioca fascia bene. destra. Van Basten. Lunga in fascia con una palla Bellissimo giocata per Jack. cross. Mette in mezzo per il nulla. Ci mette una pezza. Bonaventura. Jack. E con questa la palla. Gullit. Sgullit. Gullit. Ragazzi, Tiro ma è davvero buggato da al contrario dimenticare. Rud. Con la difesa ben piazzata, lui ha cercato la magia da lontano, ma magari un'azione ragionata avrebbe avuto un esito migliore. Qualcosa in più lo stiamo facendo. Dai. Caldara. Battistuta le prende tutte però. Illegale Bati. Contrasto Alla irregolare, cagata. dunque Non calcio dovevamo, di punizione. non dovevamo pareggiare col Brescia. Socrates. Romagnoli di testa svetta bene. Caldara. Mi sembra che abbiano deciso sì, di buona. rinforzare il pressing per non Vai sbilanciarsi. buona. Buona se ne va. Sì, cercano di tenere le distanze giuste. Buona se ne puntando va. a intercettare E la la dà palla bene a piuttosto Marco. che intervenire in tackle. Non vogliono farsi superare con giocate in Che profondità sì. o addirittura Gullit. nell'uno contro. Può colpire. Pac. Sì, ma porco La sua Diaz conclusione però. manca lo Paquetà. specchio della porta. Stiamo creando qualcosina di più, ma sempre poco per gli standard. Ora Battistuta. Bonaventura. Jack, uno dei migliori. Gullit. 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 Van Basten. Prova la Gullit la giocata dà nello a spazio. Bonaventura. Jack. Raccoglie un passaggio dalle Van retrovie. Basten. Van Basten. Rigore. No, no, no. La ladrata è servita. Gullit è morto. Mettiamo Rijkaard per Paquetà. E arriva anche l'ultimo cambio a loro disposizione. Shevchenko può dare la scossa che serve ai suoi. C'è bisogno della sua Se lo rapidità ricorda per Marchegiani, mettere in difficoltà forse la il portiere più difesa. battuto Il Marchegiani. portiere la calcia lontano. Chiesa non riesce a seguire il Jack. compagno. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è E stato chiaramente difficile il fermare passaggio, l'azione. i passaggi di prima proprio. Socrates. Benassi ha portato in vantaggio la sua squadra con un bel colpo di testa. Quali sono le tue considerazioni, Luca? No, veramente tanto Battistuta a porta vuota. Comunque una canessa inascoltabile nella realtà ormai anche nel gioco. Ecco. Grazie per questo passaggio bellissimo. Battistuta sul pallone. Che La sì, scivolata efficace. la perde. Sulla destra. Vai Andrea, sei Shevchenko. entrato vento di passione, il Bambi di Kiev. Sheva, Marco. Vai Marco, ti prego. Toldo dice di no. Non ci credo. Shevchenko. Rijkaard. Gioca all'indietro. Rijkaard. Attenzione. Rijkaard, Dio Cristo. Un'occasione davvero sprecata. Credo che abbia avuto troppa fretta. Avrebbe dovuto secondo agire tempo lo con meritiamo più il calma pareggio, in questa però, circostanza. Certo, è facile dirlo da qui. Ottimo intervento di copertura. Niente da fare. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Niente da fare, raga, qua veramente rischiamo Alza la palla, impara la sì. conclusione. Mamma mia, poi rischiamo l'esonero. Vicinissimi al gol del 2-0. Sarà Non capisco amareggiato. perché ho tutti Con sti il gol problemi, avrebbe messo al sinceramente. sicuro il risultato. Calabria. Bonaventura. Jack. Dio. Quella che non va però, perché non è possibile questi errori nei passaggi. Secondo tempo la Fiorentina ruba la vittoria perché abbiamo veramente meritato almeno il pareggio, però nel calcio ha ragione Bella chi serie di segna. passaggi. Cerca un compagno. Simeone, no da Simeone. Tiro. Infilza il portiere.
Appena entrato Simeone, la Questo negazione può del essere un calcio. passo decisivo verso la vittoria. Bello sto passo, niente, vabbè. Era smarcato, non si è lasciato scappare questa fallo C'è netto, fallo non di c'è reazione ombra su di Rui dubbio. Costa. Il Milan ha adesso 2 giocatori ammoniti in questa gara. Chiesa la gioca a sinistra, prova il filtrante. Chiesa, Chiesa che riceve squadra la che alla palla. fiore comunque. Calabria Che sì. che sì. E c'è il 2-0 nuovo disastroso. pubblico, Vediamo si se pone il la campionato sfida, facciamo l'ultimo in triplice Europa fischio League, ma d'arbitrato. Oggi non sono stati la vedo certamente grigia. fortunati, è vero, però ci sono anche... Sprofondiamo. Ottavi, 17 punti, 10 punti dall'Inter, ma è raggiungibile la zona Champions, è ancora possibile, però comincia a essere molto molto dura. Raga, arriva Kakà. Lo paghiamo qua 43 milioni, 11 di stipendio, ma arriverà Kakà a gennaio. Questa è una buona cosa. Beh raga, siamo Un contro. caloroso benvenuto a questo recital che vede Stiamo a Bucarest, protagoniste a due San Siro, bisogna nazionali assolutamente nella passare il cornice girone ufficiale contando che il più campionato sarà prestigiosa dura. possibile. Fare qualsiasi Il cosa. loro Entra estro è Suso per innegabile. Ci saranno in Gullit, campo i talenti più notevoli dei Cialanoglu per rispettivi che sì. paesi. E allora preparatevi. E anche Rena perché Donnarumma Preparatevi, Fioi desfatto. perché ne vedremo delle belle in questo incontro. Dai Signori, raga, Baresi. seduti, si alza il Baresi se ne va. San Siro, Sceva. roccaforte storica del Milan sin dal 1926 e adornato da cima a fondo con i colori rossoneri. Maldini, Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Suso. Aspetto con ansia l'arrivo di Ricky. Suso. Shevchenko Solita che partita trova il di compagno. Suso. Suso, Hanno dai, già Suso, riconquistato svegliati. palla. Stanno provando a Dai, cambiare il risultato ripeto, fino secondo me le all'ultimo. Uno leggende sforzo rendono la encomiabile. difficoltà 100 volte superiore perché non Se è ne va. possibile. Arriva nella tre quarti avversaria. Grandissima azione. Tutto Cross sbagliano. deviato dal difensore, corner. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. 77esimo, ormai la vedo duretta. No. Mamma mia. Cialanoglu con Non un è pallone in ancora avanti. detta l'ultima parola. Sceva. Potrebbe non finire in pareggio. Bravo Andrea. Vediamo se c'è Beh, un c'era viso no, finale. contropiede 2 contro 2. Forse 2 contro 2, 2 Non contro manca 2. molto alla fine. Provano a spingere per trovare il gol della vittoria. Ma sì, vabbè, ma non è umano però sbagliare così. Cioè. Ottimo disimpegno, fondamentale. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Riceve in ottima posizione. Leao, chiaramente il Stanno difensore la giocando bene adesso. prende. È il tempo che sta per scadere. Raga, ti fa abbastanza nervosire, devo Maldini, essere di sincero. forza. Che veramente mai visto una roba del Due genere, mai vista. sostituzioni, rapida successione. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha Può fatto essere che bene a magari farlo uscire hai delle dal campo. leggende, però Il Milan che prende subito il diventa possesso della tutto sfera. molto più difficile, perché Passaggio ripeto, sulla questi destra. passaggi qua non li ho mai sbagliati, cioè, Che sì. non può sbagliare neanche un porco lodro, dai Rijkaard. Prova il filtrante. Niente. Intercetta il passaggio, pericolo. Si libera della palla ed evita complicazioni. Cafu. Cafu la gioca. Non c'è più tempo. Ennesimo pareggio ragazzi, Nessun non so che vincitore, dire. Io nessun spero gol che possa soprattutto. cambiare tutto nel Un po' ritorno, ma deludente questa partita, devo dire. non so cosa dire. Per fortuna siamo sempre primi, manca una partita, però che fatica. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!